perché rappresenta la possibilità di un modello di sviluppo alternativo per questo territorio. Il Parco regionale dei Colli Euganei, un parco solo sulla carta, ma di fatto in stallo da anni. La pioggia non ha bloccato le centinaia di manifestanti, membri di associazioni ambientaliste, cittadini e politici che hanno voluto dare un forte segnale alla regione. Serve riorganizzare l'ente parco, una riorganizzazione che in teoria sarebbe già dovuta avvenire 7 anni fa, ma che in realtà non c'è mai stata. Negli ultimi anni poi il commissariamento dell'ente parco certo non ha giovato alla situazione. Altro punto focale di questa manifestazione è il modo in cui versa il Colle della Rocca di Monselice, un colle ricco di storia e monumenti di competenza regionale, molti dei quali però sono chiusi, inagibili o inutilizzati. Un surplus culturale che farebbe comodo alla città e sul quale sono state investite molte risorse economiche. Al momento però è tutto bloccato. Noi abbiamo un parco che ormai è commissariato da circa 2 anni e mezzo e una legge regionale che non viene applicata, che dovrebbe prevedere appunto un cambio della governance, e un parco con tutte le sue problematiche e tutte le sue potenzialità che di fatto resta bloccato e resta al palo. E anche la Rocca diventa un altro simbolo della malagestione della regione proprio per quanto riguarda i suoi beni. Da un anno l'accesso al mastio è chiuso, ci sono lavori in corso di manutenzione e anche spese ingenti, però al tempo stesso viene inibito l'accesso e l'utilizzo. Noi pensiamo che anche questo potrebbe essere anzi un volano interessantissimo, importantissimo, con tutto il suo patrimonio architettonico per un rilancio del turismo sostenibile, ma fin tanto che la Regione si comporta in questo modo, ignorando le istanze del territorio, ignorando quelle che sono appunto le esigenze anche di chi ci vive all'interno di questa zona, non possiamo fare altro che protestare e rilanciare un appello appunto per un dialogo e per un percorso condiviso che non può essere quello che sta attuando la Regione in questo momento. Swisher Channel News, Monselice.